Continuiamo le interviste con l'esponente dell'Hockey Tiene, Nicola Comin, che evidentemente non è ancora stanco, non è ancora pronto per farsi la doccia. Nicola, è una prestazione egregia, ho detto un ottimo, come tutte le partite anche questa sera c'è stato l'ottimo e speriamo presto di darti la lode. L'importante la lode è che ce l'abbia la squadra e che riusciamo a vincere, quindi questa sera dovevamo vincere, sono già 3 partite che pareggiamo, le ultime 2 con delle prestazioni in crescita, quindi era opportuno vincere, basta poco, basta una scintilla per la squadra per tornare a rivedere la squadra di Coppa. Già con lo Scandiano a tratti l'avevo vista, anche il primo tempo a Trissino, questa sera ho visto quella squadra e questo mi fa ben sperare. Poi Nicola Comina ha 45 anni ma si diverte ancora come un bambino e quindi va bene così, insomma. La componente del divertimento è fondamentale, altrimenti non ti prodigheresti su quei tuffi, quelle parate, quei riflessi eccezionali. Però dobbiamo dire, io penso che tu faccia qualche allenamento speciale che noi non sappiamo, non ci vuoi dire. Ma più che allenamenti speciali il segreto è tanta voglia e allenarsi tutti i giorni. Più passano gli anni più mi alleno, perché oltre alla pista mi alleno anche in palestra, fuori, per conto mio, e quindi a 45 anni puoi sfruttare l'esperienza che magari i ragazzi di 20 anni non hanno. Ovvio che il fisico non è quello di un ventenne, quindi devi lavorare il doppio degli altri, questo sì. Allora, già Ballardin nell'altra partita mi aveva detto che era tutto sommato contento, anche se col pareggio con lo Scandiano. Effettivamente oggi qualcosa in più si è visto, forse la china la state risalendo e questo è di buon auspicio non solo per il resto del campionato, ma c'è anche una Coppa Italia in ballo. Certo, io ho grande fiducia nei mezzi di questa squadra, è una squadra che ha fatto un percorso eccezionale, forse in molti non se lo aspettavano, bisogna essere onesti in Coppa Italia. In campionato è vero che siamo in ritardo, ma è anche vero che su 9 partite abbiamo fatto 2 vittorie, 2 sconfitte e 5 pareggi, cioè siamo sempre lì, le sconfitte per 3-2, per cui pur non essendo brillantissimi come in Coppa, la realtà è che c'è talmente tanto equilibrio che vincere o perdere, oppure pareggiare come nel caso nostro poche partite, fanno tutta la differenza di questo mondo. L'importante è che torni il Tiene che tutti abbiamo visto e apprezzato qualche mese fa. E con questa speranza noi vi auguriamo tutto in bocca al lupo possibile e per il resto, come abbiamo detto, del campionato e soprattutto per Coppa Italia. Crepi il lupo. Grazie Nicola, buonasera Grazie a tutti voi. Ciao.